fermati! Dai che manca andare a scuola a portare la poesia per la professoressa! Lasciamo stare. Dai! Dai Francesco! Oh, Basta! Ha trovato, basta već. A mi je squadra. Ma dai! A vai mina. Basta! Cosa ti in mente? Već, va cosa credi? Sei cascato? C'è queste qua. Piano. Solo questa è chi solo questo. E terra, fossi. Mi vuoi andare in Spagna, vuoi andare in America, mi vuoi andare a girare il mondo, non sta qui Ma a fare. dai! Fermati, stolto. Fermati e ascolta la storia che ti vogliamo raccontare. Fermati e ascolta il viaggio compiuto da chi non può più muoversi. Abbiamo vissuto assieme all'Eridano per millenni. È un serpente capriccioso e indomabile. Ha avvolto le sue spire in miasmi sempre nuovi, ci ha trascinate con sé. Delle nostre lacrime sono ormai colme le lagune. I nostri sospiri hanno accarezzato i fiori. Ha persino sfidato Dio Poseidone, spostando ogni cosa verso il mare. Despota capriccioso, ha preteso di scorrere liberamente, incurante di chi lo voleva prigioniero tra argine, dighe e ponti. Libero, sì, lui è libero, Sua Maestà il Po, lo chiamiamo ora, due volti che convivono, un sovrano fiero che non accetta catene e si ribella se si tenta di imprigionarlo, ma se rispettato sa amare i suoi sudditi. Ora lo amiamo, sì, ora lo amiamo. Povero stolto, tu non te ne andrai. Due sorelle infelici, consolate nel nostro continuo pianto, dalla bella terra, dalla quale tu vuoi fuggire. Eliadi è il nostro nome, trasformati in pioppi per restare con nostro fratello Fetonte, quand'egli, colpito da Zeus, cadde nel Polesine. Ma Francesco, stai a riguardare. Sai che? Francesco, devi parlare con i pioppi. Cosa gli hai detto, Francesco? Ehi, guarda. Dove? Guarda. Devi parlare con i pioppi. Cosa hai fatto? Tassi, guarda. Vedi. Sì. Boh, ho capito tutto, grazie. Ok, non so cosa fare. Vai a scuola e a tornare. Va bene, allora Francesco, che poesia mi porti per oggi? Ho portato la poesia di Carducci San Martino. La nebbia ha ghirti pioppi, pioviginando sale e sotto il maestrale urla in attrice del mare. Ma per le vie del borgo... Scusa Francesco, però i pioppi, dirti colli, non dirti pioppi, perché hai detto così? Mi è stato suggerito da due mie amiche. La mia terra è un'area di cose, montagne, colli, ma è ricca di bellezze naturali, uniche, e per me è bella così.